Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere come hanno performato oggi, martedì 14 luglio, le principali borse europee, tutte con segno positivo, il FTSE MIB sulla parità grazie anche ai titoli migliori, ovvero Prysmian, Fincantieri e A2A. Per quanto riguarda invece i titoli che hanno perso punti, quest'oggi troviamo quindi a fine classifica Inuit, Campari e Brunello Cucinelli. Gli investitori accolgono con favore i dati sull'inflazione americana, inflazione negli Stati Uniti che è scesa a giugno al 3,5% su base annua e più del consensus. Per quanto riguarda lo spread andiamo a vedere il differenziale tra BTP e Bund è a 80 punti base. Il nostro decennale, il titolo di Stato decennale è a 3,888. Per quanto riguarda invece il comparto del petrolio, sappiamo che le tensioni in Medio Oriente, dopo che il presidente Trump ha annunciato un nuovo blocco navale nello stretto di Hormuz, sono aumentate. L'Iran insiste per imporre un pedaggio, tuttavia il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno una tariffa pari al 20% del valore del carico per garantire il passaggio sicuro nelle navi. Non sappiamo ancora quali saranno i dettagli su come funzionerebbe questo sistema, né se Trump effettivamente lo metterà in atto, ma comunque oggi i prezzi del petrolio e del gas sono in netto rialzo e questa mattina hanno addirittura raggiunto i livelli più alti delle ultime 4 settimane. Recenti sviluppi anche abbattuti su tutte le asset class, perché i prezzi dell'energia più elevati significano una pressione al rialzo sull'inflazione e una maggiore probabilità che le banche centrali continuino a restringere le politiche monetarie. Ricordiamo anche che i prezzi del petrolio erano già schizzati alle stelle nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio, con il Brent che ieri ha chiuso la giornata in rialzo del 9,6%, tornando sopra gli $83 al barile. Il dollaro ripiega invece dai massimi degli ultimi 13 mesi, proprio grazie anche al dato sull'inflazione negli Stati Uniti e all'audizione che si tiene del presidente della Fed Warsh al Congresso, prima audizione da quando Warsh è presidente della Fed. Grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato La chiusura